Buongiorno a tutti ragazzi, stanotte nuove scosse di terremoto avvertite dalla popolazione della regione Campania, quindi trema ancora la terra in Campania, nuove scosse sono state registrate da ieri sera e poi per tutta la notte sull'area più o meno vesuviana, quindi molte di esse avevano epicentro il Vesuvio, diciamo la maggiore intensità è stata di magnitudo 2, solo che ha avuto come epicentro, invece del Vesuvio, ha avuto Benevento come epicentro ieri sera alle 21:59. Diciamo che l'ultima scossa registrata con epicentro al Vesuvio è alle 5:59 di stamattina. Tante le chiamate, ciao Jasmine, ai vigili del fuoco dalla provincia di Napoli, Benevento, Caserta, diciamo tutta la popolazione allarmata, diciamo, da questo tremore. Quindi ci sono state un sacco di scosse nel Vesuvio, quindi come epicentro il Vesuvio, proprio dentro. Poi ce n'è stata un'altra con epicentro a Benevento, quindi diciamo un po' tutta l'area vesuviana. Quindi ancora che stanno facendo queste piccole scosse, però la terra comunque sta tremando dentro al Vesuvio, che è una cosa, diciamo, non tanto buona. Speriamo che si calmi la situazione. Quindi diciamo che è stata sentita, ciao Massimo, un po' dappertutto, tipo che ne so, Benevento, è stata Caserta, Napoli stessa, tutte diciamo i dintorni di Napoli, quasi tutti l'hanno sentita in effetti, San Giorgio a Cremano, Somma Vesuviana. Ciao Adriana, buongiorno. Quindi tutta la notte sono state un sacco di scosse, non scosse ragazzi chissà che, però ci sono state, quindi diciamo che la Terra, sì, sì, anche a Salerno, sì, sì, quindi diciamo che la Terra sta tremando, non è che sono scosse chissà che. Ciao Vita, sì, grazie a te, ciao Aurora. Quindi diciamo che non sono scosse fortissime, però fanno destare preoccupazione perché, come sempre, come si dice, la botta più forte arriva sempre quando ce ne sono troppe piccole, quindi speriamo che è solo una scia sismica, una cosa così, e basta, e finisce qua. Sì, sì, Massimo, in effetti è da ieri sera che sta tremando, cioè alcune sono udibili, diciamo, dalla popolazione, alcune no. Però l'osservatorio giustamente le registra quelle di bassa intensità, anche se la popolazione non le avverte. Però ieri comunque qualcuno l'ha sentita, in effetti quella di due, come pure le altre del Vesuvio, qualcuno l'ha sentita, qualcuno no. Quindi no, figurati, anche per me alla fine, quello se esplode sto cosa, parto pure io in prima in pole position qua, non dico proprio davanti a tutti, ma questo fa paura fino a Salerno, quindi diciamo è meglio che mi tenga informato pure io in caso di qualche cosa, quindi perché questo qua è capace di arrivare fino a qua. Marche no, tranquillo, no, no, sta tranquillo Marche. No, AMG, stanotte c'è stata una scia sismica a livello diciamo 1,8, 1,7, poi ce n'è stata di una di 2 a Benevento, però ciao Anna Maria. E diciamo che c'è stata una sequenza molto, non molto forte, in effetti continua, diciamo così. Diciamo che ci sono state tantissime scosse di bassa magnitudo, però ci sono state, quindi la Terra si muove, questo è il problema. Quindi sperando che si attutisca tutto e ritorni alla normalità. Sì, proprio all'interno del Vesuvio, sì, sì, questa è la paura più forte, proprio perché tutti gli epicentri sono stati tutti rilevati dentro al Vesuvio. Una sola è stata rilevata a Benevento come epicentro, poi tutte le altre dentro al vulcano. Quindi diciamo che abbiamo sentito, qualcuno l'ha sentita, diciamo, la scossa alla fine. Qualcuno di Salerno l'ha sentita perché stamattina se ne parlava qui a Salerno. Io la vedo, ragazzi, io queste scosse non le mai sento. Boh, sarò insensibile, che ne so. Comunque qualcuno qua a Salerno l'ha sentita perché anche mia mamma mi ha detto hai sentito il terremoto? Ho detto no. Quindi se ne parlava stamattina in città, quindi penso che qualcuno l'avrà sentita, se no non ne parlavano. Poi sono andato a vedere ed era vero in effetti, quindi quella di Benevento e tutte le altre, diciamo, del Vesuvio che
ripeto, epicentro proprio dentro al Vesuvio, cioè proprio dentro al vulcano. Quindi speriamo bene che sto coso sta fermo, perché se fa questa botta questo, qua scappiamo tutti qua. Diciamo che qua nessuno sta sicuro, neanche noi a Salerno, perché a finale... lo sa, sì, sì, si balla un pochino, speriamo che si calma. Sto Vesuvio è sempre un pericolo questo vulcano, quindi stiamo proprio vicino vicino, sia a Napoli che a Salerno. In effetti il Vesuvio distella secondo me da Napoli centro, sta San Germano e poi Napoli, poi ci sta Pompei e poi Castellammare di Stabia e poi viene Salerno, quindi diciamo stiamo un po' tutti messi male al finale. Stiamo in mezzo, diciamo, Pomigliano d'Arco, Casoria, Napoli, San Giorgio. Quelle là che più stanno proprio messe male sarebbero San Giorgio a Cremano, Ercolano, San Giuseppe Vesuvio, Ottaviano. Insomma, i paesi vesuviani al finale sono quelli proprio che stanno sotto al vulcano proprio. Poi ci sta Bosco Tre Case, Bosco Reale, Tre Case, Poggio Marino, Torre Annunziata. Quindi poi ci sarebbe Scafati, Angri, Sant'Antonio Abate. Comunque ce ne stanno un sacco di comuni, ragazzi. Quindi poi sta poi Pomigliano d'Arca, Casoria. Ciao Giulio. Diciamo che sono molti danni, ragazzi, anche se diciamo queste città della insomma vesuviana è proprio quello più a rischio, diciamo, rispetto a me, che semmai potrei anche riuscire a scappare, diciamo, questo è il problema. Ma invece questi qua che purtroppo sono nati lì, quindi hanno lavoro, casa e tutto lì, spero per loro che sto coso stia sempre bello tappato e ogni tanto, vabbè, trema un po', ma basta che si sta fermo, poi non ce ne importa proprio. Quindi diciamo che questo è un Vesuvio che è un vulcano che fa paura, è classificato come il secondo più pericoloso al mondo dopo Yellowstone, quindi vi lascio immaginare che cos'è. Se dopo in seconda posizione mi mettono Vesuvio dopo Yellowstone, allora è segno che è potente sta cosa. Quindi non dimentichiamo, ragazzi, che comunque il Vesuvio Alto Pompei e vedete che non è vicino Vesuvio e Pompei. Se andate su un, sì, andate a vedere la cartina e vedete il Vesuvio e Pompei, ragazzi, vedete che in linea d'aria è vero che pare vicino, è lontano, quindi non è proprio vicino vicino. Quindi diciamo che non è che è una passeggiata, in effetti prima dei Pompei ci sarebbe Tre Case, Bosco Reale, Torre Annunziata e poi viene Pompei. Quindi pensate che a Pompei l'ha ricoperta all'epoca, se vi ricordate la storia, quindi diciamo che non è tanto per la quale, è sempre diciamo, un signor vulcano che fa paura. Ciao Alfonsina, buongiorno. Quindi diciamo che purtroppo ce l'abbiamo in campana sto mostro gigantesco e non si può fare proprio nulla. Quindi voglio vedere da quanto disto io dal Vesuvio. Adesso, allora, io disto dal Vesuvio 58 km, ragazzi, quindi diciamo che io sto a 58 km dal Vesuvio. Quindi non è che sto proprio bene bene, eh. Allora, voglio mettere Pompei e Vesuvio, voglio vedere quanti chilometri erano. Eccolo qua, l'ho trovata, ragazzi. Allora, pensate che il Vesuvio ha coperto Pompei ed era a 25 km, ragazzi. Immaginate un po', cioè questo qui a 25 km ha coperto Pompei, cioè la metà di Salerno. Io sto a 58. Qua a 25 l'ha coperto, significa che può arrivare tranquillamente, ma tranquillamente a Salerno, quindi in linea d'aria può arrivarci tranquillamente se fa un botto bene. Poi faccio la differenza invece Napoli-Pompei proprio, quindi Napoli centro col Vesuvio sono 23 km, quindi noi diciamo Pompei e Napoli stanno uguali, una a 23 km e una a 25, quindi come città è come Napoli centro e Pompei. Caserta secondo me sta un pochino più... Allora, Caserta stai messo come me in effetti, 53 km, quindi più o meno
stiamo là io e te, tu 53 km, no aspetta, questa sono 53, 48 km, ho sbagliato, scusami, 53 sono i minuti, 48 km diciamo Vesuvio, Caserta, perché prima di Caserta ci sta Marcianise, quindi sì, diciamo che Caserta Salerno dobbiamo scappare bene bene secondo me, quindi diciamo che sarebbero i paesi quelli là vesuviani quelli più a risentirne, quindi Torre Greco, Trecase, Portici, Ercolano, Sant'Anastasia, Sommo Vesuvano, Ottaviano, diciamo che è un casino ragazzi, questo è proprio gigantesco. San Giuseppe, Casilda, Terzigni, a voglia ce ne stanno proprio. No, no, in Emilia Romagna no. No, qua si parla della Campania, questo non è Campi Flegrei, questo è a livello locale, diciamo, questo può far fuori la Campania, questo sì, se va bene, e può cambiare il clima dell'Italia, questo sì, però che arrivi lì in Emilia Romagna no, cioè può cambiare il tempo, questo sì, però che arrivi lì no, questo è proprio da escludere, sta proprio lontano. Questo potrebbe fare in effetti Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, queste cose qui, in effetti, quindi questo rotondo qua, un po' la Calabria, però già da, diciamo, da Firenze a da Roma a salire sopra è impossibile, può risentirne al massimo il clima, ma non di più. Vabbè ragazzi, io vi terrò aggiornati anche per me perché mi devo aggiornare pure io. Quindi come si dice, fidarsi è bene ma non fidarsi è sempre meglio. Quindi stasera faccio un ulteriore aggiornamento, vediamo se si è calmato o no. Quindi l'ultima scossa è stata stamattina prima delle 6. Poi sembra tranquillizzarsi, però può darsi pure che non è aggiornato e quindi voglio aspettare che... Perché l'INGV come sapete non tende proprio ad aggiornare bene bene bene, quindi quando stasera faccio l'aggiornamento. Ah, il fatto di quel tizio, ma che ti devo dire? Guarda, qua è tutto un mistero, quindi non è che io posso dire è vero. Mi ricordo il fatto del video, che della fine dei tempi, il fatto dei Maia che era sbagliato e che... Però aspettiamo, vediamo, facciamo corna, va. Vabbè ragazzi, ci sentiamo stasera, facciamo un altro aggiornamento sul Vesuvio e vediamo un po' questo come sta. Quindi per ora sta tremando, quindi speriamo che si fermi. Per adesso aggiornamenti il GMV non ne ha fatto, quindi non lo so se realmente li sta facendo e non lo sappiamo, oppure se non li sta facendo, anche perché secondo me, aspettate un attimo, voglio proprio per curiosità, voglio andare sulle micro scosse se riesco a beccarle. Forse se metto in GV. Aspetta un attimo, può darsi che faccio magnitudo tutte, voglio vedere. Allora, Monte Cavallo, Udine, Udine, Udine. Queste sarebbero quello là di poche, 11,30, 11,30. No, no, ce ne stanno un sacco di scosse piccoline, proprio una marea. Allora, c'è stata una alle 11, allora, sì. No, no, si trova ragazzi, sì, sì. No, l'ultima è stata stamattina alle 6, sì, sì. Per ora, perlomeno per quello che sta aggiornato adesso, eh. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo stasera, vediamo se... Sperando che... Dico, vabbè, ragazzi, non ci sta nulla, arrivederci. Faccio il video proprio breve breve. Ciao a tutti, ragazzi, a stasera.